la tattica diciamo che la si fa in base alla corsa. Questa gara qua presentava un circuito da fare 5 volte, tutto diciamo in aperta campagna si può dire, per cui tutto esposto al vento. Abbiamo fatto il primo giro in gruppo, dopo durante il secondo giro, all'inizio del secondo giro ho visto un po' di movimenti strani in testa al gruppo, allora ho deciso di provare anch'io a buttarmi dentro e infatti è stata subito la fuga buona perché eravamo mi sembra 8-9 persone, diciamo tutti abbastanza buoni pedalatori, per cui abbiamo preso da subito il nostro ritmo e da dietro penso fosse stato un po' difficile rientrare perché comunque tenevamo sempre un'andatura forte ma regolare. E niente, siamo andati di comune accordo fino all'ultimo mezzo giro e qua negli ultimi 4-5 km c'è stato un solo scatto di costa. Ho capito che era quello che era da tenere d'occhio dei compagni di fuga, per cui mi sono buttato dentro subito su di lui e siamo andati praticamente di comune accordo anch'io e lui fino qua nel finale, perché lui è veterano, gli bastava vincere diciamo la sua categoria, io puntavo al risultato, al primo assoluto, per cui andava bene a tutti e due la fuga. Ma le prossime gare sono quelle del sabato e della domenica, quindi in base al lavoro, in base alla famiglia, ho anche il figlio che corre, per cui cercherò di ritagliarmi qualche sabato o qualche domenica per andare a fare le gare qua nel Triveneto. Gonarzo è il mio paese natale, e dopo anni che organizzo a Basaldella, che do una mano a organizzare la nostra corsa, ho pensato di organizzare nel mio paese e tutta la gente ha risposto in modo eccezionale, in tanti hanno dato una mano, anche la piazza si prestava e Sante ci ha dato l'ok, quindi abbiamo deciso di provare e abbiamo avuto una bella giornata, un bel tempo e è andata bene. Il nostro terreno non presenta salite, discese, neanche cavalcavia se vogliamo, però ho cercato di rendere il circuito abbastanza selettivo, scegliendo delle strade non scorrevolissime e poi il vento ha fatto il resto e quindi la corsa è diventata comunque selettiva. Siamo concentrati sulla corsa per Haiti del 24 maggio, 2 percorsi inediti sulle strade della Grande Guerra e poi altri appuntamenti axi tra strada e mountain bike praticamente ogni domenica.
Diciamo che è andata bene, molto bene, perché il tempo ovviamente ci ha assistito e questo ha consentito di avere un numero di partecipanti decisamente interessante, perché fare circa 180 presenze di sabato pomeriggio soprattutto non è poco, e questo mi fa piacere. Devo fare i complimenti all'SD Chiarcosso, in particolare a Marco Toniutti, che pur abitando qui a Gonars e approfittando forse dell'abitare a Gonars ha praticamente mosso tutto il paese, e ho visto che c'è stata un'organizzazione perfetta, è andato tutto bene, non ci sono stati problemi, ed è questa la parte più importante, perché quando si organizzano queste manifestazioni un po' di paura c'è sempre che magari succeda qualcosa. È andato bene, adesso ci spostiamo un po' alle prossime manifestazioni, avremo la gara. Avremo mountain bike, perché la gara di domani di mountain bike, l'abbiamo trascritto sul sito, è stata rinviata al 4 di aprile, vigilia di Pasqua, e poi procederemo con le altre manifestazioni nell'ambito sempre della mountain bike del trofeo Cospra, e poi continueremo su strada. La gara di giugno, approfitto per dire che l'abbiamo spostata al 9 di agosto. Direi bene, e adesso non ci resta che continuare, sperando che ovviamente le condizioni climatiche ci assistano in futuro come oggi.